Per Guida ai Campionati siamo con Adriana De Martin. Adriana, un gol all'esordio, ricordiamolo, internazionale contro il Wacker Innsbruck. Tornati a casa, il gol all'esordio in Italia e oggi esordio in Coppa e doppietta. Sì, è andata bene, ho saltato subito in gol, è stato molto importante, soprattutto abbiamo vinto, quindi un passo avanti in questa Coppa Italia e speriamo anche nel prossimo esordio allora. Si è visto proprio qual è la vera vena del bomber, il gol di rapina. Sì, a differenza dell'anno scorso sono riuscita a concludere un gol che sembrava facile, però l'importante è esserci e bene così dai. Domenica inizia finalmente il campionato, ti aspettavi un Brescia così vincente in Champions contro il Liverpool? Beh, ho visto quasi tutta la partita, sicuramente il Brescia è una buona squadra, mi aspettavo che potesse far bene e non vedo l'ora di scontrarle per vedere la differenza e metterle un po' in difficoltà. Siamo con Mister Fattorell. Mister, esordio in Coppa Italia, finalmente è arrivato anche il nostro turno. Sì, finalmente abbiamo giocato una partita, anche se Coppa Italia vale sempre per i 3 punti. È stata una partita bene, siamo partiti bene il primo tempo, dopo abbiamo fatto belle giocate e l'avversario ha tenuto bene il campo il primo tempo, dopo sul secondo tempo eravamo 5-0 e la partita, cioè le ragazze hanno perso un po' di concentrazione e vabbè, pensiamo domenica per andare a Brescia armate. L'1-2 di Adriana De Martin le ha proprio spiazzate. Sì, parte i primi 10 minuti, dopo abbiamo preso bene il campo, le abbiamo messe sulla tre quarti nostra, siamo stati là, dopo abbiamo sbloccato il risultato e è diventato un po' tutto più facile. Cosa c'è da aggiustare in vista proprio dell'esordio in campionato contro il Brescia? Rispetto a oggi penso un po' di più intensità per tutti i 90 minuti, non solo per 60 minuti, perché se giochiamo a Brescia con l'intensità del primo tempo oggi possiamo provare a metterlo in difficoltà. Se no, se facciamo come secondo tempo, sì, è un po' dura andare a Brescia così. Parlando proprio di loro, ti aspettavi un buon Brescia vincente in Champions? Beh, speriamo che il Brescia intanto passi il turno. E dopo speriamo intanto che sia una bella partita domenica e che le nostre si rendano conto subito cos'è la Serie A, quindi con tanta voglia, grinta di fare come hanno fatto oggi il primo tempo. Grazie mister. Buona serata a tutti. Siamo con Francesca Daros. Francesca, manca il capitano, ma in qualità di vice si è visto un buon ordine a centrocampo. Sì, manca Giulia, però la partita è stata preparata bene. E anche Elena ha fatto un buon lavoro sui rinvii, è sempre andata di testa e anche Francesca è andata sempre contro il pallone, quindi secondo me il centrocampo ha fatto un buon lavoro oggi. Cosa hai avuto un problema muscolare quando sei uscita? Sì, ho sentito male alla coscia sinistra, tra l'altro è la gamba con cui calcio, quindi parlando con lo staff ho preferito non rischiare di giocare altri 45 minuti perché penso sia fondamentale allenarsi in previsione della partita contro il Brescia. Roberta Piai ha detto in settimana che si è detta soddisfatta di non aver mai mollato in tutta la sua carriera al Vittorio Veneto. Pensi di poter seguire il suo percorso? Il percorso che ha fatto Roberta è stato veramente, secondo me, ineguagliabile, in quanto sono penso 12 anni, se non di più, che segue e veste questi colori qua. Diciamo che sono già a buon punto perché sono a 10 anni ormai io che sono qua a Vittorio, quindi sì, sono a buon punto, però quest'anno me la gioco e chissà il futuro cosa riserva, quindi prendiamo per ordine testa al campionato di Serie A. Che proprio domenica inizia e il turno dopo giocheremo di nuovo in Coppa Italia contro il Padova, in casa. Sì, ci sarà già pausa dopo la partita contro il Brescia, ma per fortuna c'è la Coppa perché penso sia fondamentale dar continuità, perché insomma avere tante pause nel campionato può comportare un calo di comunque concentrazione e anche quella tensione che serve per essere carichi a molla ogni sabato in campo, quindi va bene così. Grazie Francesca. Arrivederci. Siamo con mister Bernardi, mister del Gordige. Mister, una partenza in Coppa domenica scorsa a Padova, è finita 5-1, oggi
un'altra goleada che speravi, come mi dicevi all'inizio, prima della partita, di non prendere. Sì, beh, come ti avevo detto prima, è un periodo che siamo un po' in difficoltà perché abbiamo delle assenze importanti che siamo penalizzati. Sapevamo di incontrare Vittorio Veneto, una squadra di Serie A che noi abbiamo cercato di limitare i danni. Sapevamo che era difficile, però diciamo che ci abbiamo messo tanto anche del nostro, in più di qualche occasione. Noi dobbiamo, questa partita per noi ci è servita da mettere un po' di minuti sulle gambe perché con le assenze che abbiamo facciamo un po' di difficoltà a esprimerci nel gioco. Abbiamo diverse ragazze giovani in campo del 99, del 98 che devono acquisire un po' di esperienza per la categoria. Adesso domenica andiamo a Perugia e cerchiamo almeno di riuscire a recuperare qualche elemento importante per la squadra. Infatti mi dicevi assenze sia domenica che anche oggi. Sì, diciamo che ci manca tutta la linea, la base della squadra, diciamo, il portiere, il difensore centrale, il centrocampista e la punta che oggi era in panchina che domenica sarà utilizzata, l'ho risparmiata, diciamo. È un momento così e adesso il campionato sicuramente sarà un'altra cosa. Sarà dura sicuramente perché la squadra che abbiamo non è una squadra che deve lottare per le prime posizioni, però magari cercare di acquisire la mentalità che avevamo l'anno scorso, di quella di non mollare mai, della tenacia, della cattiveria agonistica che oggi non abbiamo messo in campo perché non possiamo permetterci di giocare in punta di piedi con Vittorio Veneto, assolutamente. Speriamo dai, di tirare su un po' di qualcosa di positivo per le prossime partite. Non era l'obiettivo sicuramente di passare il primo turno in Coppa, l'obiettivo del campionato proprio è la salvezza al più presto possibile. Sì, sarà dura perché già a differenza dell'anno scorso siamo in meno squadre e vuol dire che ci sono meno partite. Sarà dura, però adesso se ce la facciamo a recuperare i giocatori importanti che devono rientrare, sicuramente speriamo di lottare almeno per la salvezza, perché magari come l'anno scorso che sono venuto qua al Gordice che avevano 5 punti che erano proprio al fondo classifica, è dura dopo perché se perdi una partita dietro l'altra dopo fai fatica a recuperare anche. Proprio uno spunto sull'anno scorso, hai visto la partita col Vittorio Veneto 4-2 finita l'anno scorso e la differenza di questo Vittorio Veneto in Serie A con oggi che ha vinto 5-0. Ma sicuramente, sai che come te l'ho detto prima della partita io tifo per Vittorio Veneto perché è una squadra che l'ho presa a cuore già dall'anno scorso, che avete vinto il campionato, una squadra del Veneto che mi fa piacere. Sicuramente sarà dura anche per il Vittorio Veneto perché è un campionato di Serie A, con le squadre che ci sono sarà dura da affrontare, però la squadra è una squadra ben organizzata, con ragazze importanti in campo, mi auguro che faccia un bel campionato. Spero che lo farà, però dopo magari, lo sai, ci fanno sempre vedere magari le squadre di Verona e Brescia che sono quelli più forti, magari dopo dovrebbero farci vedere anche quelli un po' meno forti per capire un po' la categoria com'è. Grazie mister. Prego, arrivederci. Grazie mister.